Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati, purificati mediante il sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo e ogni principato di potestà sia legato nel nome di Gesù Cristo. E a te, oh Padre, vogliamo dare tutta la lode, la gloria. Ovunque la tua parola, Signore, è predicata, ovunque il tuo nome è innalzato, Signore, noi proclamiamo e dichiariamo, Padre, guarigione, liberazione, salvezza nel nome di Gesù Cristo. E a te diamo tutta la lode e la gloria. Cristo Gesù, il benedetto e l'Eterno. Amen. Alleluia. A te la gloria, Signore. A te l'onore, Gesù. Alleluia. Ecco, benedite l'Eterno, voi tutti servi dell'Eterno, che state nella casa dell'Eterno durante la notte. Alzate le vostre mani verso il santuario e benedite l'Eterno. Ti benedica l'Eterno da Sion, egli che ha fatto il cielo e la terra. Quando tu benedici il Signore benedice te. E allora insieme, con una sola voce, un solo cuore, innalziamo il Dio di gloria, alleluia. A te la gloria, Gesù, a te l'onore, Signore. Glorifico il Re del Signore dei Signori. Io posso danzare in libertà, perché sono suo figlio, sono suo figlio. Io posso singolare
E noi vogliamo ringraziarti perché tu, Signore, ci dai l'opportunità, quella libertà meravigliosa di adorarti, di innalzarti, di glorificarti, Signore. E ancora in questo momento, Padre, vogliamo entrare nell'adorazione, vogliamo aprire il nostro cuore alla tua presenza. Nella tua parola è scritto: ascolta e io parlerò, io ti interrogerò e tu mi risponderai. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Signore, ancora in questo momento noi vogliamo aprire il nostro cuore alla tua presenza e ti preghiamo, Signore, che tu possa aprire i nostri occhi spirituali affinché possiamo contemplare la tua gloria ancora in questa sera. Spirito Santo, scendi con la tua presenza in mezzo al tuo popolo e inondaci di te, Signore. Adoriamo il Signore insieme. Adoralo. Non c'è tempo migliore se non quello dell'adorazione. Entra al suo cospetto questa sera. Adoralo. Semplicemente adoralo. Chiamasti il mondo all'esistenza.
Alleluia. Nella parola di Dio è scritto che tutto è di Dio. Ma una cosa Dio ancora questa sera si aspetta da me, da te, il mio e il tuo cuore. È scritto che lui bussa alla porta, se tu apri egli entrerà, e vuole entrare nel mio e nel tuo cuore questa sera. Adorazione significa offerta. Bene, che la tua adorazione possa essere un'offerta a Dio questa sera. Cosa possiamo offrire se non il nostro cuore alla sua presenza? Un'adorazione che esce da un cuore sincero, da un cuore arreso, da un cuore che ha compreso che Gesù Cristo è il Signore e che Lui, solo in Lui, c'è la salvezza, c'è la guarigione, c'è la liberazione. Signore, vogliamo adorarti questa sera, perché senza te non possiamo e non vogliamo fare nulla, Signore. Tu sei la nostra gioia, Signore, sei la nostra avanguardia, la nostra retroguardia, Signore. Tu ci sostieni, tu ci proteggi, tu ci porti avanti, Signore. Tu ti prendi cura, Padre, del tuo popolo, Signore, dei tuoi figli. E noi siamo grati a te, Signore. E lo vogliamo esprimere attraverso quell'adorazione che adoriamo, Signore. Adoriamo il Signore, Alleluia. Ora, Signore, adoro tutto di te, Gesù, alleluia. Oh, Jesus, Spirito Santo, passeggia nel nostro mezzo, Signore. Tocca, Signore. Tocca il mio cuore, Gesù, alleluia. Tocca, Gesù. Vengo a te, solo e semplice, siamo solo noi. Spero proprio che ciò che ho per te ti raggiunga ancora. Il canto che offro a te dice tutto di me, spero che lo amerai. Di sincerità, tu chiedi sincerità, cerchi profondità, tu guardi dentro al mio cuore. Torna la vera adorazione, che ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Mi pento per quello che io ho fatto quando riguardo a te, soltanto a te, Gesù. Torna la vera adorazione, Signore. Adoralo, apri il tuo cuore, alleluia. Egli è qui, la sua presenza in questo luogo, alleluia. Può esprimere il valore tuo, mio eterno Re. Io sono qui, ed io sono qui, solo e semplice, appartengo a te.
cuore e dice questa pace, questa tranquillità, questa serenità che ho messo in questo momento nel tuo cuore, quando vai via non lo lasciare in questo posto, ma tienila stretta a te e portala con te. Amen. Grazie Signore Dio. Meravigliosa la tua presenza, Signore. Io ti celebrerò con tutto il mio cuore, davanti agli dei canterò le tue lodi e adorerò rivolto al tuo santo tempio e celebrerò il tuo nome per la tua benignità e per la tua verità. Perché tu hai esaltato la tua parola al di sopra di ogni fame. Sì, Signore Dio, ancora vogliamo avere un momento di adorazione davanti a te. E tu ancora, Padre, possa parlare ai nostri cuori. Spirito Santo, continua a ministrarci, Signore, perché abbiamo bisogno di te, Signore. Alleluia. Ti adoriamo, Signore. Alleluia. Alziamo le nostre mani, Signore. A te ci arrendiamo, Signore.
Alleluia. Meraviglioso, Signore. Meraviglioso è stata la tua presenza, Signore. Padre Santo, non ci sono parole, Signore, per ringraziarti per come ci uniamo ancora in questa sera. Vogliamo porre davanti al tuo trono, Signore, ancora queste richieste di preghiera, Padre. Vogliamo pregarti, Signore, per i ragazzi che devono fare l'esame di maturità, Signore, stendi la tua mano potente. Possa tu, Signore, dargli sapienza e favore davanti agli uomini. Ancora ti preghiamo per Francesco per guarigione, Donato per salvezza, liberazione e guarigione. Signore, stendi la tua mano, Signore, e che il suo cuore si apra, Padre, affinché li accetti come personale salvatore. Ancora vogliamo pregarti per Gabriele, Naomi e Giulia per guarigione completa. Signore, stendi la tua mano, Signore. Oh, Signore, posso tu operare con potenza e gloria. Ancora vogliamo pregarti, Signore, per le loro famiglie, affinché tu gli possa dare, Signore, nuove forze, Signore, quelle forze che vengono dall'alto, Signore, affinché possano ricevere la vittoria nel nome di Gesù. E ancora vogliamo pregarti per la sorella Margherita. Signore, stendi la tua mano, Signore, tu conosci ogni cosa, Padre, e ti preghiamo di intervenire secondo il tuo immenso amore. E ancora vogliamo pregarti per Camillo, Signore, per Lello Paduano, per Andrea, Signore, stendi la tua mano, Signore. Noi crediamo e confidiamo in te, Signore, e sappiamo che a te nulla è impossibile. Ancora voglio mettere davanti al tuo trono il piccolo Leonardo, Signore, questo fanciullo, Signore, che è affetto da questa malattia rara. Signore, io ti prego, ti scongiuro, Signore, stendi la tua mano affinché questa malattia secchi nel nome di Gesù Cristo. E ancora le case famiglie, gli ospedali, le carceri, Signore. Signore, ti supplico, stendi la tua mano affinché la tua parola possa essere predicata in questi luoghi. E ancora questa sera, Signore, io ti prego, parla ai nostri cuori. Abbiamo bisogno della tua parola, abbiamo bisogno del tuo consiglio. Ungi le labbra del tuo servo, Signore, e che il nostro cuore si aprano, Signore, affinché riceviamo questo messaggio e scende dal cielo. E ancora mettiamo il prosieguo di questa riunione nel palmo della tua mano santa. Si può guidare ogni cosa, Padre, e a te vogliamo dare tutta la lode e la gloria. E in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie per la tua presenza. Amen. Vogliamo prepararci per l'offerta, vogliamo prendere l'offerta. Amen. Allora, vogliamo pregare insieme. Signore Dio Padre Santo, ancora ti ringraziamo per questa offerta, Signore, che ci dà l'opportunità di dare, Signore. Noi vogliamo dare per l'avanzamento del tuo regno. Cosa vuoi benedire, Signore, il tuo popolo, Signore, la tua identità. Prenditi cura, Signore Dio, di chi ha del bisogno, Signore. E a te diamo tutta la lode e la gloria. In Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Vogliamo anche passare alla parola, vogliamo ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo questa sera.
E tutti insieme possiamo dire: Signore, parla, il tuo popolo ti ascolta. Amen. Amen. Alleluia, pace a tutti. È sempre una gioia ritrovarci, fratelli cari, perché è qui che troviamo ristoro alle nostre anime. Amen. Vogliamo passare subito alla parola di Dio che troviamo in Genesi capitolo 13. Leggeremo tutto il capitolo, anche se sono 18 versetti. Prima di questo, come sempre, se abbiamo preso, vogliamo pregare insieme. Amen? Vogliamo pregare insieme. Caro Padre, ancora in questa sera ti siamo grati con tutto il cuore, papà. Ti siamo grati per questo giorno e ti siamo grati anche per questo tempo, Signore, che tu ci doni di stare alla tua meravigliosa presenza, Signore. Ti ringraziamo, Padre, per come ancora ci fai attingere, Signore, a questa fonte meravigliosa che è la tua parola, Signore, che ancora in questa sera, Signore, noi sappiamo che parlerà ai nostri cuori. Guidaci tu, Signore, ungi, Signore, le mie labbra, come sempre chiedo l'aiuto e la guida del tuo Spirito, Padre, affinché ogni parola non sia mia, ma sia dettata dall'alto, Signore. Ti ringrazio con tutto il mio cuore, in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Alleluia. Leggiamo insieme, fratelli cari, Genesi capitolo 13, leggeremo tutto il capitolo. Dice così questa parola, e la gloria va tutto al Signore, dal primo versetto. Abramo dunque risalì dall'Egitto verso il Negev con sua moglie e con tutto quel che possedeva, e Lot era con lui. Abramo era molto ricco di bestiame, di argento e di oro. Dal Negev egli continuò il suo viaggio fino a Betel, al luogo dove dal principio era stata la sua tenda, fra Betel ed Ai, al luogo dell'altare che aveva fatto inizialmente lì, e là Abramo invocò il nome dell'Eterno. Anche Lot, che viaggiava con Abramo, aveva greggi, armenti e tende, e il paese non era in grado di sostenerli se essi abitavano assieme, perché i loro beni erano così grandi che non potevano stare assieme. Sorse perciò una contesa tra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I Cananei perezei abitavano a quel tempo nel paese, così Abramo disse a Lot: bene, non ci sia contesa fra me e te, né fra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Non sta forse tutto il paese davanti a te? Separati da me. Se tu vai a sinistra io andrò a destra, se tu vai a destra io andrò a sinistra. Allora Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano, prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra. Essa era tutta quanta irrigata fino a Soar, come il giardino dell'Eterno, come il paese d'Egitto. Così Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e cominciò a spostare le sue tende verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo dimorò nel paese di Canaan e Lot abitò nella città della pianura e giunse a piantare le sue tende fino a Sodoma. Ora la gente di Sodoma era grandemente depravata e peccatrice contro l'Eterno. E l'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: alza ora i tuoi occhi e mira dal luogo dove sei, a nord, a sud, a est e a ovest. Tutto il paese che tu vedi io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre, e renderò la tua discendenza come la polvere della terra, per cui se qualcuno può contare la polvere della terra, si potrà contare anche la tua discendenza. Levati, percorri il paese in lungo e in largo, perché io lo darò a te. Allora Abramo levò le sue tende e venne ad abitare alle querce di Mamre, che sono a Hebron, e lì costruì un altare all'Eterno. Fin qui la parola del Signore. Potremmo dire, fratelli cari, intitolare questo passaggio della parola, questo messaggio di questa sera, le due vie, un po' come è scritto nel primo salmo, no? Ci sono due vie, quella di coloro che si affidano al Signore, quindi una vita di prosperità e di benedizione, e una via, quella che percorrono gli empi, che alla fine sarà come la pula che il vento disperde. Possiamo dire, qui troviamo questi due uomini,
E possiamo dire anche se ci sono due mondi, Abramo e lo zio di Lot, ma possiamo dire anche due mondi, fratelli cari, uno che cammina con Dio e un mondo che cammina senza Dio. Torniamo alla parola di questa sera, dove si parla di Abramo, che dice la parola del Signore in questa sera che era molto ricco quando è risalito dall'Egitto. Sapete, pur il faraone di mandarlo via perché pensava di prendere la moglie di Abramo per moglie, quindi il Signore, sapete tutta la storia, gli va nel sogno e gli dice che non deve toccare quella moglie perché è la moglie di Abramo, e quindi pur di liberarsi di Abramo lo riempie di bene, dice vai fuori dall'Egitto perché tu mi sei un po' mi crei dei problemi qui, e quindi lui risale dall'Egitto. Abramo pieno di ricchezza, dice la parola di Dio, risale verso quella promessa, la terra di Canaan che il Signore aveva dato come promessa ad Abramo e alla sua discendenza. Dice la parola di Dio che oltre a risalire Abramo dall'Egitto con la moglie e i figli, c'è anche questo nipote che si porta dietro, e ad un certo punto dice la parola di Dio che, vedete, Abramo, dice la parola di Dio, che sale dall'Egitto e dove va? Va dove era dal principio, dove era la sua tenda, fra Betel ed Ai. Quindi ritorna dove era partito, si ricorda da dove era partito, che aveva edificato un altare all'Eterno, e lui torna lì. Quindi non prende una strada diversa, si ricorda da dove era partito, dove il Signore l'aveva fatto giungere e come era ritornato, fratelli cari. Ma quello che si ricordava Abramo è da dove era partito, e che soprattutto lui lì aveva edificato un altare all'Eterno, e quindi lui ritorna da quell'altare come ringraziamento a Dio per tutte le benedizioni che Dio aveva elargito alla sua vita. E dice la parola di Dio che talmente che erano ricchi sia Abramo che Lot, che ad un certo punto dice che il paese non riusciva a sostenerli, nel senso che il bestiame aveva bisogno di erba fresca, aveva bisogno di acqua e di altro, e quindi questo territorio, pur essendo così steso e anche ricco di acqua e di foraggi per il bestiame, ad un certo punto nacque una discussione tra i pastori di Abramo e quelli di Lot. Ed Abramo, saggiamente, come persona canuta, ma soprattutto come uomo di Dio, dice: non ci sia contesa fra me e te, noi siamo fratelli e le contese tra fratelli non ci devono essere, anche se a volte possono nascere dei modi diversi di vedere, ma le contese non ci devono mai essere, perché dice la parola di Dio, siamo fratelli. E quindi vedete la scelta di Abramo. Abramo avrebbe potuto, fratelli cari, come a volte avviene, proprio perché lo zio è più maturo, quindi potrebbe aver potuto fare la sua prima scelta, dice: io scelgo questo, e dirà vicino a un nipote. A volte succede anche tra di noi, cerchiamo di scegliere la parte migliore, e poi dice: vabbè, il resto arrangiati. Ma questo non è biblico, non è da parte del Signore, perché l'uomo di Dio, la donna di Dio, dà sempre la possibilità agli altri di poter scegliere. Dice: tu scegli questa strada, scegli questo luogo, io sceglierò l'altro, se tu andrai a sinistra io andrò a destra e viceversa. Questo è quello che succede in questo passaggio della parola di Dio, dove Abramo mette alla scelta Lot, e Lot che cosa fa? Come sempre accade, fratelli cari, comincia a guardare con i suoi occhi, e comincia a guardare una bellissima pianura dove c'è dell'erba verde, c'è sicuramente abbondanza di acqua, e quindi non ci sono montagne, non ci sono pietre, non c'è nulla. E quindi lui sceglie quella parte che per lui sembra migliore, buona, per il suo gregge, per la sua posizione. E quindi vedete, sceglie quella lì. Non dice a zio, questa è la parte migliore, prendila tu. Lui sceglie, e quindi Abramo ad un certo punto si arrangia per quello che rimane. Sicuramente se lui avrà scelto la pianura, il verde, l'acqua, sicuramente Abramo avrà visto davanti alle montagne, come noi vediamo quando veniamo da Napoli qui. Vediamo una montagna che è arida, non lo so poi vederla da vicino, ma io la guardo continuamente e dico: però questa montagna è arida, non ci sono alberi, non c'è niente. Allora pensate un po', la nostra mente comincia a vagare, dice: ma non ci sarà vita perché non c'è acqua, non
non ci sono alberi, non c'è erba. Così ha fatto Lot, fratelli cari. Ma sapete, l'uomo di Dio sceglie sempre non quello che riesce a guardare o a pensare lui, sceglie sempre Dio. Perché dove Dio lo manderà o qualsiasi luogo resterà, sa che la benedizione vede all'eterno, fratelli cari. Dove abitiamo, dove andiamo, che cosa intraprendiamo a fare. Noi ci dobbiamo fidare di Dio, dove ci manderà, anche forse in un luogo arido, ma noi sappiamo che Dio farà fiorire anche il deserto, perché è la benedizione di Dio che accompagna, fratelli cari, la vita di ciascuno di noi, e non ciò quello di cui possediamo. Ma io voglio farvi porre l'attenzione, se Dio ha detto che Abramo ad un certo punto ritorna da dove era partito, quindi ritorna a Mamre, alle querce, quindi in una zona, possiamo dire, di foresta, però lui si ricordava che era partito da lì, che aveva eretto un altare al Signore, e ritorna lì, in una tenda, dice la parola di Dio. Invece dice la parola di Dio che Lot, fratelli cari, comincia a scegliere questa bella pianura, ma questa bella pianura è un po' come, diciamo, nel giardino dell'Eden, no? Dove Eva, diciamo, ha guardato questo bel frutto e ha cominciato a pensare. No, certo, il frutto era bello da vedere, dice la parola, da mangiare, e quindi ti suscita tanti pensieri. Anche qui c'è una bella pianura, c'è l'erba, c'è l'acqua, ma ad un certo punto dice la parola di Dio che proprio ai limbi di questa pianura c'è una città che è chiamata Sodoma, e non è solo Sodoma, perché ce ne saranno altre che sono simili a Sodoma, Gomorra, ma ce ne saranno anche altre, perché erano più città che in quel tempo poi furono distrutte dal Signore. E dice la parola di Dio, tornando a quello che stavamo dicendo, Abramo dimorò nel paese di Canaan, e Lot abitò nella città della pianura e giunse a piantare le sue tende fino a Sodoma. Fratelli cari, spostandosi, Lot cominciò ad avvicinarsi alla città che era Sodoma. E certo, dice la parola di Dio, fin qui non c'è nulla di male. Io comincio a spostarmi, però lì c'è un problema, c'è una città peccaminosa. Io comincio a togliere le mie tende e comincio a avvicinarmi alla città, cioè comincio a intravedere, fratelli cari, la stabilità, perché la città per me è stabilità, non è più sedentarietà sotto la tenda. Perché se Abramo continua a piantare tende, ma dice la parola di Dio, continua ad alzare e a costruire altari al Signore, quindi si affida al Signore, Lot fa un percorso completamente diverso. Ecco perché dicevo due vie, fratelli cari. A volte può succedere anche nella nostra vita che, pur essendo fratelli, sorelle, cioè vivendo nel medesimo contesto, cioè servendo lo stesso Dio, ma il mio cuore comincia a piantare delle tende che man mano si discostano dalla presenza di Dio, e comincio a notare che quello che mi è posto davanti mi offre qualcosa di molto meglio, non più la sedentarietà della tenda, quindi le problematiche di vivere sotto la tenda, fratelli cari, ma la stabilità di vivere in una città. Io vado avanti e vi faccio leggere un passaggio che troviamo un po' più avanti, nel capitolo 14, al versetto 12. Dice la parola di Dio: presero anche Lot, figlio del fratello di Abramo, con i suoi averi e se ne andarono. Lot abitava in Sodoma. Qui c'è stata una guerra, fratelli cari. Lot è preso prigioniero. Mi dice la parola di Dio in questa sera che se lui ha piantato le tende fino alla cinta della città, quindi la città la vedeva un po' da lontano, le sue tende erano piazzate lì. Noi abbiamo visto, fratelli cari, che nel capitolo 14 al versetto 12 dice che Lot fu fatto prigioniero, ma dice la parola di Dio, Lot abitava, vedete un po' la parola di Dio come è chiara, Lot abitava nella città, in Sodoma. Lui, fratelli cari, aveva tolto le tende e si era stabilito nella città. La comodità. Com'è bella la città? Nella società post-industriale del primo Novecento tutti hanno lasciato le campagne, le montagne e si sono recati nella città, perché la città offriva i servizi, offriva la comodità, il benessere, fratelli cari. Ora tutti stanno scappando dalla città,
sta succedendo l'inverso, perché la città sta diventando quasi invisibile. Ma torniamo alla parola di questa sera. Vedete quest'uomo, pian piano, toglie le tende, non abita più sotto la tenda, si stabilisce nella città. Fratelli cari, quando il nemico arriva nelle nostre vite, non è che è come una goccia che continuamente cade sul sasso. Tu al momento non vedi che quel sasso possa essere bucato, perché dice, ma una piccola goccia d'acqua, ma quando bucherà questo sasso? E lo buca, fratelli cari, perché se la goccia d'acqua continua a scendere quella roccia, per quanto possa essere dura, sarà bucata. Ci mette tempo, ma sarà bucata. Così fa il nemico con noi, fratelli cari. Non è che di primo acchito viene e ti propone e tu riesci a capire che c'è un inganno, dice no, aspetta, poi c'è un inganno, poi il nemico mi sta, facendo una trappola. Il nemico pian piano ti ci porta, pian piano, fratelli cari. La comodità, il benessere, la ricchezza e tutto quello che volete, i media di questo tempo, tutto quello. Io non è che dico che il benessere, io dico grazie a Gesù, che tu ci fai vivere nel benessere, che non ci manca nulla. Ma che questo nostro benessere e comodità di questi tempi, questa nostra ricchezza di cui godiamo, non facciamo sì, fratelli cari, che possa lentamente, facendo sì che la nostra fede possa regredire e possa trovare non più la temporaneità, cioè noi dobbiamo capire che noi siamo pellegrini su questa terra e che noi possiamo dire che questo nostro corpo è come la tenda. Pietro dirà che questa tenda si disfacerà, nell'uomo interiore che deve, rimanere forte nel Signore, perché questa tenda col passare degli anni ci sono acciacchi e altre situazioni simili che porteranno anche all'invecchiamento, ma poi al disfacimento completo di questa tenda. E allora noi dobbiamo immaginare, fratelli cari, che la nostra vita è come le tende che abitava ancora Abramo, fratelli cari. Non più, fratelli cari, la temporaneità, cioè stiamo cercando in questo tempo la stabilità, cioè stiamo non più pensando che noi siamo di passaggio su questa terra e quindi che la nostra mente, il nostro cuore deve essere rivolte lassù, come dice il Signore. Cercate prima il regno dei cieli ed ogni cosa vi sarà data in più, non l'inverso. Cerca la stabilità, il benessere, la comodità e poi ti dimentichi del Signore. Dice la parola di Dio che Abramo dovette intervenire per liberare suo nipote. E tante volte, quando si fanno delle scelte sbagliate, il mondo, o i conoscenti, o chi ci conosce, viene perché si trovano in delle difficoltà, si trovano legati, incatenati, schiavi, come questo mondo che è in guerra continua, fratelli cari. Questo mondo è così, l'abbiamo visto in questi giorni. Ora c'è una sorta di pace, ma il mondo è così, è sempre in guerra. E quando ci sono delle difficoltà, delle prove, si rivolgono, fratelli cari. Abramo, uomo di Dio, si dovette muovere con l'aiuto e la guida del Signore per liberare suo nipote da una situazione scabrosa che lui aveva cercato. Ma vi dirò di più, fratelli cari, perché noi possiamo anche, cadere o forse regredire dalla fede, forse avendo appoggiato il nostro cuore su delle cose di questa vita. E può anche accadere, perché può succedere, nessuno si deve fare da maestro rispetto agli altri. Ma c'è una cosa importante che bisogna capire, che noi dobbiamo imparare. Prima si discuteva, si parlava con delle sorelle proprio di questo, che delle esperienze negative si impara tanto, fratelli cari, non tanto da quelle positive, ma dalle negative. Perché quando ci sono delle esperienze negative che ti fanno soffrire, tu impari forse dove hai fatto gli errori, impari a non farne di nuovo degli errori fatti, impari perché hai ricordato della sofferenza che hai dovuto patire per quelle tue scelte e per quelle tue esperienze negative. Quindi impari, anche le cose negative ti imparano e ti insegnano, fratelli cari. A me hanno insegnato tanto. E allora che cosa succede, fratelli cari? Lot avrebbe dovuto imparare. Noi dobbiamo imparare, fratelli cari. Signore, insegnaci
E Lot, fratelli cari, non ha imparato la lezione. Sapete perché? Dopo tutta questa peripezia che lui ha fatto, ha lasciato la tenda, quindi ha visto la comodità, quindi si è dimenticato del Signore, perché ha visto la comodità, la città, i servizi, l'agio, il benessere. Non gli mancava nulla, una bella casa, sicuramente quando era d'estate, una bella casa rinfrescata, l'inverno sicuramente stava al caldo, rispetto ad una tenda che ti può offrire il freddo e il caldo, o tanti altri servizi che non puoi avere. Allora che cosa succede, fratelli cari? Finanche che man mano, vedete, man mano, quella goccia, quella goccia, quella goccia, è un po' come questi tempi, fratelli cari. Ma che male c'è? Oggi basta che si dice questo, ma che male c'è? Vabbè, ma che fa? Che fa di qua, che fa di là, che fa di qua, che fa di là. Pian piano ci ritroviamo lontani da Dio. Che al posto di costruire come faceva Abramo, continuava a costruire altari, quindi significava che il suo cuore era grato a Dio per quello che faceva, c'era qualcun altro che cercava la comodità, la stabilità, e questo era Lot, finanche che si trova in questa città. In un Vangelo il Signore riprenderà questo concetto e parlerà del giusto Lot, che si amareggiava ogni giorno. Sapete perché? Perché lui diceva che in quella città era una città di peccatori, sodomiti, era una pratica abominevole, fratelli cari. Eppure Lot stava libero. Io penso e dico, Lot, ma perché non te ne vai andare a questa città? Ma chi ci fa? Invece no. Fratelli cari, Lot si era assopito su quella situazione, stava benissimo, anche se intorno a lui la città era peccaminosa, faceva tanti peccati. Conoscete le storie, no? Quando gli angeli sono andati a visitarlo, no? Avevano cercato di abusare anche degli angeli, figuratevi un po'. Però ritornando a loro, Lot stava bene lì. E vi dirò di più, fratelli cari, non solo non ha imparato la lezione, che aveva lasciato la tenda, quindi la precarietà, aveva scelto tante cose, quindi aveva lasciato il Signore, e si era trovato di male in peggio, ma non aveva imparato, fratelli cari. Non aveva imparato, perché dice la parola, dopo essere stato liberato, lui ritorna nella città di Sodoma, non è che l'ha lasciato, no, è ritornato. E vi dirò di più, fratelli cari. Vi leggo un altro passaggio che troviamo nel capitolo 19, il versetto è il primo. Vedete un po' che cosa succede nella vita di quest'uomo. Capitolo 19, il primo versetto, dice così: ora i due angeli giunsero a Sodoma verso sera, mentre Lot era seduto alla porta di Sodoma. Come li vide, egli si alzò per andare loro incontro e si prostrò con la faccia a terra. Dice, ma che male c'è stato? Sta alla porta. Quello è il problema, fratelli. Perché è vero che lui stava in quella città di sodomiti, di un peccato abominevole che si commetteva ogni giorno quotidianamente. Ma dice la parola di Dio che stava seduta alla porta. Chi stava seduta alla porta, fratelli cari? Era una persona autorevole. Quindi Lot non è che non stava solo lì e si era, adagiato in quella situazione, eppure che vedeva il peccato, dice la parola, certo, lui si contristava. Ma il bello di quest'uomo è che non è mai proprio niente, fratelli cari, perché al posto di ritirarsi da quella condizione, da quel peccato, da quella situazione, continua a starci, sta lì. E adesso quando gli angeli andranno lì per tirarlo fuori, perché Abramo, c'è qualcuno che prega, fratelli cari, e questi sono i veri figli di Dio, perché vedono un fratello, una sorella che man mano si sta allontanando verso Dio e prega, intercede, non gioisce ma prega ed intercede, dice Signore, manda i tuoi angeli, sia il tuo spirito a congiungere di nuovo il cuore di quell'uomo, di quella donna, che possa tornare a te. E c'è un uomo che intercede quotidianamente ogni attimo della sua vita per questo nipote, e qualcosa accade. Il Signore manda due angeli perché deve distruggere quella città, perché è sotto giudizio. Ma dove trovano Lot, fratelli cari? Lo trovano alla porta. Era una persona importante in quell'uomo, perché lui stava alla porta stava seduto, si giudicava le contese del popolo, si andava a chiedere consiglio. Allora pensate il giusto Lot, dice nel Vangelo, no? Che sta lì, però diventa anche una persona eloquente in questa città.
e non ha imparato nulla, fratelli cari. Non ha imparato nulla, fratelli cari. Noi dobbiamo imparare dalle esperienze negative. Dobbiamo imparare, fratelli cari. Dobbiamo imparare dove abbiamo sbagliato, fatto delle scelte sbagliate, come ha fatto quest'uomo. Ha fatto delle scelte sbagliate, fratelli cari. Ma le scelte sbagliate, fratelli cari, si fanno sempre quando non si interpella e non si chiede mai a Dio, come ha fatto quest'uomo. Quest'uomo ha guardato con i suoi occhi e ha visto una bella pianura, poi ha visto una bella città, poi ha visto una bella comodità e poi ha visto che in quella città si stava molto bene ed è diventata anche una persona importante. E quindi vedete il nemico che cosa ha fatto nella vita di quest'uomo. Lo ha legato talmente tanto che non si è riuscito più a liberare. Ma Dio ha dovuto mandare degli angeli, fratelli cari. Ma in questa sera il Signore che cosa ci vuole dire, fratelli cari? Che noi pure a volte, essendo presenti nella casa di Dio, il nostro cuore, fratelli cari, si sta adagiando ai tempi, ai costumi, ai venti che soffiano in questo tempo, forse anche di dottrina, dove più mi fa comodo. No, fratelli cari. Abramo è rimasto integro, fedele. Le sue tende continuava a montarle e a smontarle, ma sempre sotto quella tenda, perché quella tenda gli ricordava la precarietà della vita, la temporaneità della vita. Ma Abramo guardava in alto, perché sapeva che la sua benedizione non era in quello che lui riusciva a vedere, ma la sua benedizione sapeva che veniva da Dio. Amen. E lui continuava ad alzare, a costruire, fratelli cari, in ogni luogo altari al Signore. Forse è arrivato il tempo, fratelli cari, che dobbiamo ricostruire i nostri altari al Signore. Ma soprattutto, fratelli cari, ricordarci da dove siamo partiti, come ha fatto Abramo. Lui prima di partire è andato in Egitto e ha edificato un altare al Signore, cioè oltre a un altare ha fatto sicuramente una preghiera. Ha detto: Signore, andrò in Egitto, ma ricordati di me, accompagnami. E quando è ritornato dall'Egitto, dove non ha avuto pochi problemi, lui è ritornato dal luogo dove era partito, è andato a ringraziare il Signore, perché il Signore in quel viaggio, così forse anche di grandi difficoltà, il Signore l'aveva assistito e l'aveva fatto ritornare al luogo di partenza. Noi dobbiamo ritornare al luogo di partenza, fratelli cari, da dove il Signore ci ha chiamati fuori. Ci dimentichiamo che forse, io non lo so, ognuno di noi poi la sua testimonianza è personale ed è diversa, ma ognuno di noi il Signore li ha chiamati fuori da una condizione particolare. Io non so se hai dovuto lasciare padre e madri o il resto della famiglia, della tua casa, o di cambio di altre situazioni, non lo so. Ma quando il Signore ti chiama, ti porta fuori dal contesto in cui sei cresciuto e in cui vivi. Come ha fatto Abramo. Vieni Abramo, esci fuori. Non ha detto: Signore, dove vado? Cosa faccio? Io ho 70 persone con me. Abramo ha preso tutti, fratelli cari, e ha cominciato a camminare, fidandosi di Dio. Io penso che anche noi abbiamo fatto parimenti lo stesso. Non abbiamo guardato la nostra posizione, non abbiamo guardato la nostra ricchezza, non abbiamo guardato nulla, fratelli cari. Perfino c'è stato un momento in cui i peggiori nemici erano quelli di casa nostra, dove tutti ti additavano, dove tutti ti ingiuriavano, dove tutti ti giudicavano. Ma tu non hai guardato nulla, perché Dio aveva toccato il tuo cuore e sei uscito fuori, non hai guardato, hai cominciato a camminare, hai camminato, il Signore ti ha benedetto in ogni cosa che hai intrapreso a fare. Ma poi, fratelli cari, ci siamo dimenticati della temporaneità della vita, ci siamo dimenticati, fratelli cari, che noi, il nostro camminare è un camminare di pellegrini su questa terra e ci siamo adagiati col passare del tempo, abbiamo visto le comodità. Forse abbiamo messo anche la fiducia in ciò che abbiamo visto costruito e ci siamo dimenticati man mano di quello che Dio aveva fatto nella nostra vita. Che se era arrivato fino a questo tempo perché Dio aveva benedetto la tua vita, la mia vita,
E quindi, fratelli cari, il nemico è sottile in questo tempo. Fa caldo, adesso fa caldo, fratelli cari, e usa strategie perché fa caldo. Che fa? Non c'è nulla di male. Ti fa vedere un'altra cosa e dice che fa? Non c'è nulla di male. Tanto io stasera sono qui, sono presente, mi avete visto. Io sono nella casa di Dio questa sera. Non c'è nulla di male. Ma il mio cuore dov'è, fratelli cari? Sono sì presente fisicamente nella casa di Dio dove tutti mi hanno visto. Ma il mio cuore dov'è quando esco da questo luogo? Il mio cuore dov'è? Quale altare sto costruendo? Quale altare, fratelli cari? Lot si era dimenticato da dove era partito e come il Signore lo aveva arricchito attraverso Abramo. Aveva cercato la comodità della vita e si era dimenticato che colui che benedice e colui che arricchisce è Dio. Non siamo noi, fratelli cari, non siamo noi. Quindi in questa sera, fratelli cari, io dicevo due vie, due uomini, due mondi. E qui si parla di un zio, di uno zio, di un nipote, di fratelli. Non si parla di persone del mondo, sappiamo che il mondo è senza Dio e cammina senza Dio e sappiamo e vediamo quello che accade. Guerre, rumori di guerre, legami, non c'è veramente di tutto e di più. Sapete meglio di me perché le notizie penso che siano sotto gli occhi di tutti. Ma noi che viviamo nel Signore, fratelli cari, sappiamo che noi dobbiamo edificare continuamente un altare a Dio, come in questo tempo, e non guardare se è estate o meno, se trovo la comodità o non la trovo. Io mi devo sempre ricordare che sono un pellegrino, sono di passaggio su questa terra, ma che io sono un cittadino del cielo e che la mia meta è il cielo, fratelli cari, e che non mi posso adagiare. Non mi posso adagiare su ciò che Dio mi ha donato, sul benessere, sulla comodità. Dio sia la gloria per questo. Ma non per questo io mi dimentico del mio Dio. Non per questo io faccio della mia vita, camminando a piantare le mie tende, fratelli cari, in una città di peccato, in un contesto di peccato, dove forse mi lusingano pure, no? Ti dicono pure delle belle parole, come sei bravo, come sei buono, e tu ti glori in un contesto di peccatori e stai lì e ti senti quasi un papa, no? In mezzo a loro. No, fratelli cari, Dio ci chiama ad essere fuori da questi contesti, ma non a essere fuori dal mondo, fratelli cari, perché in questo momento noi ci viviamo, ci lavoriamo, abbiamo le nostre attività, i nostri figli, le nostre famiglie. Ma il nostro cuore si deve preservare da ciò che c'è in questo mondo. Noi dobbiamo essere la luce di questo mondo. In questo mondo dobbiamo costruire degli altari all'Eterno, ricordandoci da dove siamo partiti. Allora, fratelli cari, stiamo attenti in questo tempo, dove forse il nostro cuore si sta adagiando, si sta accomodando e non ce ne siamo accorti perché diamo tutto per scontato. Tutto ci è lecito. Noi siamo liberi, possiamo fare tutto e di più. Non è vero, non è vero. La mia libertà è una libertà vincolata a Cristo Gesù. Questo significa. Non che questa mia libertà ti permette di fare di tutto. Grazie a Dio per questa libertà che ci ha liberati effettivamente dalla schiavitù in cui vivevamo. Ma la mia libertà è una libertà vincolata. E quindi stiamo attenti, fratelli cari, in questo tempo, dove il nostro cuore si sta adagiando, accomodando. Perché il nemico è sottile, fratelli cari, e ti fa capire che non c'è nulla di male. Non c'è nulla in questo e non c'è nulla in quello. Allora stiamo attenti. Quest'uomo, fratelli cari, sapete un po' tutta la storia come è andata a finire, ma anche alla fine, attraverso la sua disubbidienza, ha fatto sì che attraverso l'incesto con le sue figlie, perché proprio non ha ascoltato anche lì la parola di Dio quando il Signore ha detto fuggi a Soa, sul monte. No, Signore, il monte è troppo lontano. Ma io mi rifugierò in questa cittadina qui. E lì con le figlie accade un incesto dove nacquero dei popoli che
altri popoli nemici di Israele. Allora impariamo, fratelli cari, stiamo attenti, stiamo vincolati alla parola di Dio, stiamo attenti, fratelli cari, a costruire un altare all'Eterno e non lasciare e non dimenticare da dove siamo partiti, da dove il Signore ci ha tirati fuori, perché Dio ci ama di un amore eterno, fratelli cari. Allora noi abbiamo visto, fratelli cari, due uomini, due vie, due scelte, una con Dio e l'altro senza Dio. Uno che alla fine gli angeli l'hanno dovuto tirare a forza perché non voleva uscire fuori da quella città, e l'altro che quando ha alzato gli occhi al cielo, quando il Signore gli ha detto alza adesso gli occhi a Abramo, Lot ha alzato i suoi occhi, alzali tu. Cosa vedi? Ma cosa vedi, Abramo? Cosa stai vedendo? Cosa vedi? Alza gli occhi in alto. Ma se casomai riusciresti a vedere l'estremità della terra, io te la darò, dice il Signore, se casomai riusciresti a vedere. E le promesse di Dio ad Abramo furono se casomai riusciresti a contare la polvere della terra, così sarà la tua discendenza. Non ha visto la pianura, non ha visto l'erba, non ha visto l'acqua. Ha alzato gli occhi al cielo, ha guardato le stelle, fratelli cari. E il Signore gli ha detto che la tua discendenza sarà come quelle stelle che tu stai guardando e come la sabbia che segui in mano. Allora, fratelli cari, stiamo attenti in questo tempo, perché il Signore non vuole perdere nessuno. E se in questa parola il Signore ci esorta a stare attenti proprio perché sa che i tempi sono difficili e che il nemico, fratelli cari, in ogni momento della nostra vita usa strategie. Una volta il caldo, una volta il freddo, una volta la primavera, una volta questo, una volta quello. E noi ogni qualvolta arrivano dei tempi particolari nella nostra vita, noi diciamo e qui c'è, non c'è nulla di male. E che fa? Non fa nulla. Non fa nulla, Lot si ritrovò, fratelli cari, ad essere veramente lontano da Dio e fu salvo solo per la sua compassione. Allora io voglio rileggere, fratelli cari, di nuovo il capitolo da dove siamo partiti prima, 13, il versetto 10, e dice: allora Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano, prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta quanta irrigata fino a Zoar, come il giardino dell'Eterno, come il paese d'Egitto. Questo è quello che ha visto Lot, fratelli cari. Invece se noi leggiamo dal 14, il capitolo, e leggiamo il versetto 18, dice così: allora Melchisedec, re di Salem, portò pane e vino ed egli era il sacerdote del Dio Altissimo. Questo è quanto ritornò Abramo dalla vittoria contro questi re che avevano imprigionato. Incontrò Melchisedec, fratelli, figura di Cristo Gesù. Ritornò da una battaglia vinta, liberò suo nipote e incontrò il re di Salem, Melchisedec, questo sacerdote dell'Altissimo. Vedete le due situazioni. Che cosa ha incontrato Lot e chi ha incontrato Abramo? Noi un giorno vogliamo incontrare il nostro re, il nostro sacerdote, Cristo Gesù. Allora teniamo stretti questa parola, fratelli cari. Stiamo attenti dove stiamo piantando le nostre tende, dove stiamo man mano piantando, dove stiamo edificando, fratelli cari, la nostra vita e su che ciò che stiamo osservando in questo tempo. Dio ci esorta a guardarci di quello che eravamo e dove ci ha portati, ma ci dice stiamo attenti perché i tempi sono difficili e particolari. Ma il Signore vuole che un giorno, fratelli cari, lo possiamo incontrare come Abramo ha incontrato Melchisedec. Gesù vuole che noi lo incontriamo come Egli è, dice la parola. E noi vogliamo vedere il Signore come Egli è, faccia a faccia, fratelli cari. Allora stiamo attenti su questa parola che il Signore ci ha donato in questo tempo, dove ci stiamo accomodando, dove ci siamo fermati e dove certamente in questo tempo stiamo piantando le nostre tende. Voglio invitare i fratelli a risalire
sulla pedana per offrire ancora al Signore un tempo di adorazione per questa parola meravigliosa, attraverso questa adorazione che noi possiamo meditare, fratelli cari, fare un'introspezione nella nostra vita e vedere effettivamente qual è il nostro cammino in questo tempo, dove stiamo piantando, dove stiamo edificando, dove stiamo costruendo, fratelli cari, e soprattutto dove abbiamo alzato i nostri occhi e abbiamo visto quello che più ci faceva comodo. Invece il Signore in questa sera ti dice questo: e l'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: alza ora i tuoi occhi e mira dal luogo dove sei, a nord, a sud, a est e a ovest, tutto il paese che tu vedi io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Alza adesso i tuoi occhi, alza i tuoi occhi in alto. E io vi dico, fratelli cari, alziamoci in piedi e alziamo anche i nostri occhi al cielo. Avendo questa parola nel cuore, il Signore in questa sera ti dice: alza adesso i tuoi occhi. Forse hai puntato i tuoi occhi su qualcosa che ti facevano vedere il benessere, la comodità, ma che dietro nascondono una trappola. Alzali adesso in alto verso il Signore, perché è lì che ci verrà l'aiuto, fratelli cari, e da lì ti arriva la benedizione per le nostre vite. Quando noi guardiamo in alto al cielo, dove il Signore si regna, allora vogliamo adorarlo insieme, fratelli, vogliamo adorarlo tutti insieme. Grazie papà, perché tu sei buono con noi, Signore. Tu sei buono, papà. Tu sei degno, tu sei santo, papà. Noi vogliamo darti tutta la lode, Signore, il ringraziamento, la gratitudine, Signore, perché ancora in questa sera, attraverso la tua meravigliosa parola, ci hai esortati, ci hai consigliati, Signore. Ancora, Signore, ad edificare un altare, Signore, ricordandoci, papà, da dove siamo partiti, da dove ci ha tirati fuori, Signore. E il benessere, Signore, che ci ha accompagnato in questo tempo, ma questo benessere che potrebbe nascondere, Signore, ancora qualcosa, Signore. Qualcosa che potrebbe, Signore, offenderti, papà. Noi ti ringraziamo, papà. Non vogliamo accomodarci, Signore, su quello che ci hai dato. Ma vogliamo continuare ad avere il cuore verso te, papà. Continuare ad edificare altari su altari ogni giorno, papà. Ricordandoci, Signore, che la tenda, Signore, è la tenda del nostro corpo che un giorno si disfacerà andare. Ma quel giorno, Signore, noi ti vedremo come tu sei, papà. Come Abramo ha visto il tuo sacerdote. Così noi vogliamo vedere te, papà. Onoraci ancora in questa sera, papà. Siamo qui, alla tua presenza.
io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Da Negev egli continuò il suo viaggio fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda fra Betel e Dai. Ritorniamo al principio, fratelli e sorelle. Betel significa casa di pane, di benedizione. Noi dobbiamo ritornare alla casa della benedizione. Da dove siamo partiti, da dove egli ci ha fatto partire. Grazie papà, grazie papà. Noi questa sera come Abramo, Signore, vogliamo alzare i nostri occhi al cielo, Signore, perché sappiamo che da lì arriva la benedizione sulle nostre vite. Noi vogliamo alzare gli occhi, Signore, non tenerli in bassi, Signore, alzarli in alto, Signore. Grazie papà, vogliamo stare ancora nella tua meravigliosa presenza, papà. Vogliamo godere ancora, Signore, di questa tua presenza in mezzo a noi, Signore. E ricevere, Signore, ricevere ancora, papà. Ricevere ancora, Signore. Te la gloria, Padre, te la gloria, Gesù. Ritorno a te, alla tua presenza.
Alleluia, Signore. Sei meraviglioso. Sei meraviglioso, Padre. Ed è scritto proprio nel primo salmo: beato l'uomo che non cammina nel consiglio dei piedi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua che dà il suo frutto nella sua stagione, e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Grazie papà, grazie papà. Vogliamo anche pregare, fratelli cari, vi invito a pregare per la richiesta che ci arriva da UE, e ne vogliamo pregare per tutti coloro, anche se non hanno avanzato richiesta da casa. Noi vogliamo pregare per tutti gli infermi che ci stanno guardando e ascoltando in questa sera. Vogliamo pregare per voi e in particolar modo per Maria Lipartini, per guarigione. Caro Padre, noi vogliamo pregare per questa nostra sorella, Signore, che ha chiesto preghiera per la sua infermità. E noi nel nome di Gesù, Padre, ti preghiamo, Signore, di guarirla nel nome di Gesù, e che sia debellato ogni male dal suo corpo in questo momento, nel nome di Gesù, Padre. E così per tanti altri, Signore, che il cuore loro, Signore, ci stanno ascoltando da casa, Padre, ci sia, Signore, guarigione per ognuno di loro, Signore, in questa sera, Signore. Benedici, Padre, benedici, Signore. E noi ti ringraziamo, Padre, ancora con tutto il nostro cuore, non dimenticandoci ancora di tanti nostri fratelli, come Gabriele, Naomi, come Andrea, come Camillo, come tanti altri, Signore, e ancora li affidiamo a te nel nome di Gesù, pregandoti, Signore, anche per loro, per una guarigione completa, Padre. Ti vogliamo dire grazie dal profondo del cuore, Signore, per quello che ci ha donato in questa sera, per il consiglio della tua parola, che ci mette in guardia, Signore, che noi non dobbiamo, Signore, regredire, Signore, indietreggiare, raffreddarci, accomodarci, Signore, sulle incomodità, sul benessere di questa vita, ma che continuamente dobbiamo guardare in alto, Signore, perché la benedizione arriva dall'alto, Padre. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo con tutto il cuore, chiedendoti ancora di accompagnarci alle nostre momentanee dimore, Signore. Guidaci tu ancora, e anche per questa notte, Signore, noi vogliamo ricevere da te, Signore. Vogliamo che tu ti riveli attraverso profezie, sogni, Signore. Rivelati al nostro cuore, Padre. Se domani ancora tu ce lo darai, Signore, veramente che noi possiamo ancora in questa mattina, domani, alzare i nostri occhi al cielo, dire grazie, papà, per questo tuo giorno, nel nome di Gesù.